Un modo diverso di ammirare la splendida Valle dei Templi, ma anche di raggiungere la spiaggia di San Leone o la casa natale di Luigi Pirandello, senza dimenticare di far tappa nei principali punti di attrazione. Da ormai oltre un mese ad Agrigento c'è il Temple Tour Bus, che offre la possibilità di effettuare il tour diurno o notturno a bordo del bus scoperto, con fermate intermedie nelle modalità OP-ON o POF nei luoghi di interesse. Il servizio turistico effettuato dalla TUA comprende due linee. La linea rossa, che parte da Villaggio Mosè, fa il giro della Valle dei Templi e raggiunge la casa natale di Pirandello, e la linea blu, che parte da Piazza Aldomoro, fa il giro della Valle dei Templi e arriva a San Leone e al centro città. Stamani le nostre telecamere sono salite a bordo del mezzo. L'azienda TUA di trasporti urbani di Agrigento ha avviato questo servizio turistico così denominato, che sta veramente riscontrando un notevole successo tra i turisti sia italiani che stranieri. Gli autobus sono scoperti e sono dotati di un sistema audiolingua tradotto in inglese, francese, tedesco e spagnolo. I turisti possono scegliere di salire e completare il giro, che dura circa un'ora, e comprende sia il centro storico fino alla San Leone, oppure con la linea rossa da Villaggio Mosè alla casa natale di Pirandello. Oppure possono ascoltare il commentario e decidere di scendere, salire e scendere a loro piacere, secondo i loro punti di interesse. Questo in sinergia con i rappresentanti anche dei vari enti e associazioni del territorio abbiamo ideato dei biglietti combinati cosiddetti, che includono, oltre al biglietto dell'autobus, anche dei voucher di ingresso alla Valle dei Templi, al Giardino della Colimbetra e al Mudia. Quindi invito tutti i turisti, anche i residenti, a salire a bordo e lasciarsi portare in giro per la città di Agrigento.